Novità e rassicurazioni, veniamo al territorio del Veneto orientale sul fronte della sanità, ce le comunica nella prossima intervista realizzata dalla collega Federica Spampinato l'assessore regionale Daniele Stivale. Il servizio. Siamo con Daniele Stivale, assessore regionale del Veneto. Giorni fa i nostri microfoni avevano annunciato delle novità per il settore sanità del Veneto orientale. Sì, stiamo lavorando per far crescere la sanità in senso positivo del Veneto orientale. Sono stati già autorizzati per questo territorio, per tutta la S10, oltre 8 milioni di investimenti. Sono stati autorizzati i concorsi per i primari di chi va in pensione, quindi anche Portoguaro, che c'è il problema che va in pensione urologia, è già stato autorizzato il concorso del nuovo primario. È stata fatta richiesta e quindi senz'altro autorizzeremo anche il concorso per il materno infantile per chi va in pensione adesso, per il primario che va in pensione, quindi non andremo a destrutturare l'ospedale di Portoguaro. Altro aspetto importante che avevo preannunciato, l'accordo con la struttura privata. L'USL esce dal punto di vista percentuale delle azionistiche dall'Istituto San Biagio. Il San Biagio, con un accordo insieme alla USL, ha acquisito le quote appunto che appartenevano all'USL. In cambio ci sarà, oltre che una corrispondenza economica, anche tutto un ragionamento per frenare tutte le fughe che ci sono in questo territorio, quindi andremo a rispondere in modo importante, significativo e positivo a tutto ciò che non può offrire l'ospedale di Portoguaro attraverso appunto l'azione anche del San Biagio di Fossalta di Portoguaro, quindi credo un fine anno importante per dare risposte concrete al territorio dal punto di vista della sanità.